Le anime del purgatorio rivelano, fate celebrare delle sante messe anche per i vivi. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un argomento forse poco conosciuto dalla maggior parte di voi. Io stessa fino a poco tempo fa lo ignoravo. Si tratta delle messe che si possono far celebrare per la propria anima anche quando si è ancora in vita. Di questo argomento hanno parlato diverse anime del purgatorio nel corso delle loro apparizioni a vari mistici, e ne ha parlato anche Don Giuseppe Tommaselli, il quale ha detto a proposito di questo argomento: si sogliono celebrare molte messe per i morti e poche per i vivi, dacché ho raccomandato dal pulpito e con la stampa di far celebrare messe per l'anima proprio mentre si è in vita. Molti si son decisi a farlo. Ciascuno pensi all'anima sua mentre è su questa terra e non abbia troppa fiducia nei suffragi che i parenti gli faranno dopo la morte. Appena si muore, dei parenti e degli amici alcuni piangeranno, altri non faranno neppure questo. Taluni diranno: che anima buona, certamente in paradiso. I suffragi potranno ridursi a qualche preghiera e a qualche messa sporadica. Conoscevo una signorina ormai un po' avanti negli anni, molto pia e ricca. Lasciò per testamento i suoi beni ai parenti e lasciò pure il denaro per 2000 messe di suffragio da celebrarsi al più presto. Gli eredi non vollero farle celebrare e divisero il denaro. Quanto avrebbe fatto meglio quella signorina ad applicarsi le messe mentre era viva. Per conoscere l'utilità delle messe in vita, si ricordino i frutti del santo sacrificio, merito di gloria per il cielo, merito impetratorio per ottenere grazie, merito soddisfattorio per scontare i peccati, cioè abbreviare il purgatorio. Quando i vivi fanno celebrare una messa per un defunto, a questi arriva soltanto il merito soddisfattorio ed arriva in quella misura che vuole Dio, potendo dare il Signore il merito soddisfattorio ad un'altra anima, o in parte o tutto. Il suffragio arriverà ai morti quando si celebreranno le messe, cosicché le anime purganti dovranno aspettare e con ansia. Quando le messe si fanno celebrare in vita, l'anima acquista tutti e tre i meriti, invece di aspettare il suffragio dopo la morte. Giunta nell'altra vita, i peccati li trova già scontati, in parte o totalmente. Le messe per i vivi non si possono chiamare messe gregoriane, quindi non sarebbe esatto dire al sacerdote: celebrate le messe gregoriane, perché quelle valgono per la propria anima quando ormai si è defunti, ma bisogna specificare al sacerdote di celebrare una messa per la propria anima anche quando si è vivi.